Politica senza frontiere. I sindaci, uniti al di là dei colori e dei partiti, dichiarano guerra al governo contro i tagli al fondo di perequazione che danneggiano gli enti locali virtuosi. Il Veneto è una delle regioni più danneggiate a livello nazionale. 57 comuni vicentini colpiti, a bilanci già chiusi da una tegola che solo alle casse di Palazzo Trissino costerà 200.000 euro, un terremoto che rischia di sconquassare i servizi ai cittadini, dalle asfaltature al trasporto scolastico fino ai servizi sociali. La questione diventa il tema politico del momento e da destra a sinistra è unanime l'invito al governo giallo-rosso a fare dietrofront. Noi abbiamo parlato di autonomia tante volte. La perequazione che cos'è? È anche questa, dove si chiede che alcuni territori diano di denari a favore di altri territori. Ma quello che noi non vogliamo e crediamo che sia corretto è che siano comunque i comuni virtuosi, i comuni che lavorano bene, i comuni efficienti non devono essere depauperati magari a favore di chi invece è più cannibale. Il federalismo serve ad avvicinare le risorse ai cittadini perché i cittadini possono sorvegliare meglio come vengono spese. Ma allora, dico io, perché non dare più risorse ancora ai comuni che sono davvero gli enti più vicini ai cittadini? Quindi il tema dell'autonomia comunale è quasi più importante di quello dell'autonomia regionale, solo che in questi anni ai comuni abbiamo solamente tagliato e non è più possibile andare avanti così. Oggi la battaglia dei sindaci è quella di cambiare i criteri e le modalità del fondo di perequazione e sarà proprio l'ex sindaco di Vicenza, il sottosegretario agli interni Achille Variati, a mediare tra i comuni e il governo. Io penso che i comuni abbiano assolutamente ragione. Da troppo tempo lo Stato premia gli spendaccioni e non aiuta invece chi è virtuoso, per cui l'appello è a questo governo a sistemare questa scelta che non ha senso. Per fortuna abbiamo una figura come Achille Variati, cioè un uomo del territorio, un uomo che conosce i comuni, ha fatto il sindaco per tanti anni, è stato presidente della provincia, che sono certo che saprà farsi promotore di questa istanza e battagliare a Roma su questo fronte. Abbiamo predisposto noi come parlamentari della Lega sia di Camera che di Senato dell'interrogazione per chiedere al Ministro, in particolare qui vi è un sottosegretario che ha una delega specifica sugli enti locali, a chiedere perché sono stati adottati questi criteri e che come pensano di affrontare questa e di come risolvere questa problematica.